io ho tratto normalmente un argomento diverso, fino a la popolazione che ascolta è diverso. Voglio che io trattare l'argomento economia, e poi questo è importante questo argomento, che non si intendiamo nada, esempio, ma hai un vannato, la Sardegna a Sasola, hai un beana, hai te campa, e questo narrare di voi è diventato talmente forte che è diventato pure l'immaginario collettivo, cioè non sono convinto davvero che noi da Sasola non abbiamo in un bannare, cioè non abbiamo la forza per scampare, per produrre il che non serve, poi andare a dai quando si comincia a leggere fatti dopo. Fatto un bello libro, questo è un libro di Alberto Merler, che è il modello sociale, è intitolato, e non si spiega bene dai numeri veri in questa scuola, spiega bene il ruolo che ha la classe intermediaria io la crama, si può usare la crama io la borghesia comporadora, e se la crama la borghesia notarile, però è sempre la stessa borghesia, cioè la stessa regola decente che cacchi via i sosarrei lo schiacchiamo, lo sclamano i nostri politici, lo sclamano i nostri politici. Pensate che devastano un po' in conca a pensare chi ha vero questo siano i nostri politici. Cioè, sono eletto dai tennisti, dai Salvini come essere, da Forza Italia, del SUPD, ma per stare arrivato stato un pizzarotto in culo che non si schimato che balla estera, dice curva sul partito suo. Questo chi manda a sempre, cambia a sempre quello da per leggere, e noi lo dobbiamo sclamare, i nostri politici lo dobbiamo sclamare. Carlo dice benissimo che questo sono serato, scambiato a emergere e cambia lo serato, quindi intelletto, e chi deve fare il suo interesse? Adesso deve fare, ma partitiamo, e non che io. E tutta questa classe poi serve tipo non devastare, sa conca, e non devastare, immaginare il collettivo del sociale, non sa intendere, inutile, io che non spero di sistema totale della matematica, non sconfiggere che noi non siamo in grado di non spaccare, sul campare il nostro matessi, ma picchiamo in considero non fa quei numeri, lo energia è davvero legale. Cominciamo per esempio da questione della sospensione. La prima cosa che narra è ma chi è la spacca sospensione? Cioè, cufunne, risportello della sposta, chi si sta? Ma risportello della sposta, data pensione, che non sono altro che credito sono maturato. E cosa pensione arrivano dai semplici, che è una parola, si Stato italiano, Zicus ha lavorato in Italia, ma ha lavorato in Germania, che sospensione arrivano da Germania, ha lavorato in Francia, arrivano da Francia, per quale motivo? Sospensione non sono altro che il frutto su chi si è versato in attività lavorativa. Quindi il Stato non ti regala nulla, anzi ti trattiene di su chi tu è al versato. Quindi se io chiedo sospensione, non lo può definire, la sospensione sono credito nostro che non deve essere dato, che non si spetta intanto noi lo abbiamo versato in attività lavorativa. Diranno, ma di non sospensione sociale, ma la sospensione sociale sono a carico dell'apparato collettivo, sardo o Sardegna e gli altri due può altri due. La sospensione sociale sono a carico dei corsi e contribuzioni che hanno mandato, che hanno versato al lavoratore e che poi può pagare la sospensione, l'invalidità e la sospensione sociale. Si sta, non vi pone franco, non vi pone nulla. Altro io chiedo. Io chiedo di imposte dirette e di entrata tributaria. E non penso io che in due. Allora, non narrano, ma noi se andiamo a rapire la bilancia dei pagamenti, cioè la Sardegna praticamente sta sutta su chi spende e su chi vi intrata, e sta sutta all'incirca di 2 miliardi del mese, per chi via 2 miliardi e 8. Allora, intanto
la prima cosa, si mantiene questa parte sua, ma a convegno sua. Chi in questo gioco? Cioè noi spacchiamo questa stassa, si sta in cassa e poi di andare a stornare, guardate bene, 9 decimi di SIVA, cioè quasi doppio SIVA, il 90% di SIVA che deve stornare sempre. 7 decimi di SIRPEF, 9 decimi di Saracisa, e così via di seguito, bisogna sa percentuale. Però poi, quando sono andato a fare questo sconto, hanno scoperto che esistava da un anno hai attratteso a conto suo lo sconto lo fa che disse e poi versa da sicuro che lo sconto lo fa che disse, cioè il controllore è parte interessata, insomma, il se controlla e poi su chi li pare te versa. Tanto è chi hanno fatto per circa 6 anni fa hai riscoperto che hai manteso chi mi chiedo il milione di IVA hai manteso, hanno scoperto che ha furato, questi che ha furato, cioè esistito, e hanno aperto un'avvertenza che ha vinto. E in quanto tempo non la stavranno questo schimbichetto il milione di IVA? In 20 anni. In 20 anni, che nessuno interesse. Cioè, pensate, voi sono un pacco che è nato, ma da questa fondazione Agnelli, che sono state fatte dai su 1970 batto in poi, pensate poi dai 70 batto che hanno lavorato fino da oggi, Zucchino di avere resistato, lui ha mandato intracollo totale. Ma andiamo a Soiochedo Gala dai Nandi. SIVA non è calcolata la somma di SIVA incassata a vero. SIVA è calcolata in una percentuale, 2,36% del SIVA del Stato italiano. Cioè, quindi qui pure non basta una contassa effettiva di su chi incassa si sta di IVA da Sardegna, ma basta una contrattazione tra Stato e Regione su questa percentuale da applicare anno finale. E pensate che sono partite contrattazioni di proprietario tra Stato, che è un apparato, e la Regione, che è un apparato di Stato. Cioè la contrattazione è chi sente quello dei famosi nostri politici che non sono in grado di alzare l'esautica grazie al fatto che a legislatura imbediente non lo scandida e quindi si deve stare a saluta, ecco lì su chi resiste. Sì, ma poi lo senti il mesalata puro che ha 20 milioni di euro hanno a sua contribuzione europea, cioè non è che la Sardegna non contribuisce per mantenersi Europa, la Sardegna contribuisce che 20 milioni la sanno però mantenere l'apparato europeo. Ed è giusto che non se ne va, non lo potremo criticare, non dico io come criticare il criterio è scalcolato, però è scalcolato quindi una percentuale che si è applicata a tutto il Stato e quindi è applicata pure a Sardegna. Andiamo a salvare lo giochetto, a Cisa, in questo umani, che siamo ai danni quasi di 3 miliardi di euro, lo sanno. Non sono esattamente, lo spattista il riformatore ha 3 miliardi di euro. A me, ma poi lo scalcolo non mi risulta circa 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi di essere a sangue. Che adesso io? Allora le accise sono applicate sul consumo e sulla produzione. Noi incassiamo 600 milioni di euro solo le accise sulla produzione. Scusate, sul consumo, cioè sul gasolio, benzina, eccetera, eccetera, il riscaldamento che consumiamo in Sardegna. Ma le accise sono state restituite per compensare il danno ecologico che hanno fatto a chi produce questi prodotti petroliferi, a chi produce come te sa, in Sardegna fanno danno e la accisa alla produzione devi andare a Sardegna. Guardate bene, la Sara quando sbagliamo, andiamo in camera, la Sara la non paga l'accisa, ma la Sara l'accisa non è pagata, la Sara paga la stassa sua che sono poi la maggior parte che si incassa da Sardegna, guardate bene che mangiano 60 kg per chilo, non siamo andare delle vesserie, 60 kg per 70 per chilo, e questa stassa sono incassata dai prodotti che Sara e da un fatto si Stato italiano.
ha inventato il deposito fiscale. E da non il deposito fiscale? Sono depositi in numero sul prodotto della Sassara, si configura, usa questo termine, cioè il prodotto esce dalla Sassara del gasolio, però non si scrive che non va a finire con sul gasolio. Resta gasolio per autotrazione, gasolio per riscaldamento, gasolio agricolo, gasolio militare, eccetera, eccetera. E non si configurata in Livorno e in Civitavecchia. Tant'è bene, non mi hanno atteso il gasolio a Civitavecchia, muove da Sassara, ma si configurata in cui si configurata. Ma non solo, che in una leggenda che hanno fatto la numero 26, mi pare che è stato 28, su 79, 89, batte una dilazione del pagamento, cioè il pagamento poteva avvenire in termini dilazionati, in modo tale che non va da un collegamento tra produzione e vendita secca. E quindi che succede? Che cosa gasolio, cosa benzina, è sicuramente che l'ha una prodotta in Livorno e in Civitavecchia. E quindi la Cisal sulla produzione hanno una paccata in Livorno e in Civitavecchia. 2 miliardi e mezzo a Sanno. Quasi si sbilancio chiaro. Ma tocca ora si sbilancia. Che bestia. È vero, noi su chi produciamo non stiamo in grado di conquistare su chi spendiamo. Ma poi, baccar che stato su uno che ha un pareggio del bilancio. A che te ne conoscete sono? A che te mi esempio? Se state italiani non sanno, hanno il tracollo e si deve indebitare che sono noto, che ponete in vendita, triennale, biennale, quindicennale, eccetera, eccetera, può parare sul bilancio. Cioè nessuno Stato su mondo ha un bilancio alla pari e lo pretende una Sardegna. Ma come è questa cosa? Ma carte cosa che non torna? Ma non solo l'indebita sono italiano, gli Stati italiani indebita pure lo sa. E quindi non sei Casa Sardegna, non potete mettere voto, non potete mettere buoni del tesoro, non potete mettere azioni, non le potete ponere in commercio, casi non ha pareggio che non è arrivato pure noi. Stati Uniti, che gli Stati Uniti non va arrivato al pareggio, e sti passivo degli Stati Uniti è costretto a stampare dollari, può andare dal pareggio. E invece non aspettate noi sul pareggio. Cioè, badate bene, che sul danno psicologico qui non sa, è proprio non si considera null'età. E come non dobbiamo considerare sente delle meglio, siccome non prima in tutti fatto 5 Stelle, che sono 20 veri per 5 Stelle, come non tutti fatto a corso razzista dei Salvini. Come non si può considerare popolo normale come un anno prima? Che noi sono un popolo normale siamo, ma la normalità che bisogna desira guadagnare. Desira guadagnare, la normalità è un valore umano che esiste uguale in suo mondo. Che essere normale, che non deve essere uguale. E a noi non si impedini, e non solo non si impedini, che sia istituzioni, che sia scuola, carabinieri, polizia, magistratura, eccetera, eccetera, ma non si impedini pure che si danno psicologico, chi non sa che ne. Canto sardo crede davvero che il problema in Sardegna sia in cui soldato poveritos che sono arrivati che non a barchetta può cercare di che l'hanno toccato. Eppure crede che Sudano sia corso. Come si ha a pensare una cosa del suo genere? Cannobata, truffa, la tipo, corsa della Portoverna, SRL, in un noi smaltiamo tutto il fumo dell'acciaieria del mese Europa. E non lo sa che ne colare con materia prima gli bicchieri che sono arrivato a questa barchetta là. Gli contano vero che contano rispetto a cosa truffa che bisogna. E a tutti sono danni che non sono facchenne, e sa base militare, poligono e così via, non sono facchenne, a beffe. Badate bene, in arcoso non si può tegare, poi ne sa che pure di solito. E poi che la tira sa che pure ti la manca. Il siglesiente non si può, è pruso. Non si può, è pruso. Tu a che sainza, la vinnenna, la china che vinnenna, non la può fare che la vino. La deve sconferire sul comune come rifiuto speciale.
la deve sconferire, ma in cale terra succede una cosa sul genere, cale è su popolo che permette una cosa a voi. Mica è storia bello di non rischiare, è storia, e termino di voi che penso che già appena già comunicato chi è questa autodeterminazione. Noi siamo diversi dai soldati, per cui che noi siamo il figlio di questo popolo, siamo sostenere, si incontra di sostenere di ribellione nella Tangiarocaria che antico, sardo, il stufo del suo dominatore ha semenato il suo territorio usato. Noi siamo cresciuti dai questa pastinatura, dai questo semene. Su semene, sul frutto di questa ribellione semenata dai suoi nostri matesi. Quindi hanno semenato dai cosa del fatto fino a scorso l'hanno semenato e noi siamo il figlio di Cristo di sopra, abbiamo tutto Cristo del fatto